Giardini di Cultura è quest'anno all'11ª edizione che si sta concludendo, ma abbiamo ancora l'evento che sta partendo, è un evento agli inizi di giugno. Come in tutte le edizioni, un gruppo di realtà di diversa natura, associazioni, ma anche il pubblico e anche il privato si mettono insieme durante l'anno e pensano delle idee che abbiano una connessione con i giardini e la natura. E ogni anno saltano fuori delle iniziative molto diverse tra di loro. Adesso stiamo per leggere al Parco del Tè, ma ci sono stati anche eventi diversi legati alla cucina, legati alle piante, legati ad attività un po' più culturali in senso tradizionale. Ogni organizzazione ci mette quello che preferisce fare, comprese delle camminate. Il tema di quest'anno è coltiviamoci, a significare la sottolineatura delle relazioni. Abbiamo cercato quest'anno di non avere incontri, di diminuire il numero degli incontri cosiddetti frontali, dove c'è un cosiddetto docente e poi ci sono i discenti, ma tutti siamo protagonisti, quindi incontri dove si cammina, quindi incontri itineranti, incontri dove si riflette come quello di oggi, il silent reading, incontri dove si cerca di unirci e portare ognuno la propria esperienza. Diciamo che ognuno porta da casa un proprio libro, lo legge, però in questo ambiente che è il Parco Tè, quindi in mezzo alla natura, proprio perché il titolo della rassegna è Coltiviamoci. E quindi coltiviamoci vuol dire non solo inerente alla natura, ma coltiviamo relazioni, coltiviamo aggregazioni, coltiviamo la cultura, l'arte. E quindi questo è l'argomento. Ognuno legge per proprio conto, però insieme agli altri, in collettività. Noi abbiamo portato una valigia con dei libri di narrativa che sono stati scelti dalle bibliotecarie, quindi con un certo criterio per accontentare un po' tutti. Quindi chi non ha un libro oggi può prendere questi libri, prenotarli. Questa è un'agevolazione per chi non ha portato un libro oggi e vuole essere con noi.